Siamo qua Con Tommaso Fantoma Tommaso. per conoscerlo un po' meglio sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista personale. Sei già un giocatore già nel giro della nazionale e quando ti scaldi prima delle partite vediamo sempre la grinta che hai, la concentrazione nel scaldamento. Sì, la concentrazione è fondamentale perché bisogna creare, diciamo, bisogna entrare in una bolla, la chiamo io, la bolla del prepartita nel quale non entra niente, nella quale non entra niente, si è sempre concentrati e bisogna cercare di pensare solamente al campo, non alle cose extra campo, non ad altri problemi anche che ci possono essere nella vita privata di un giocatore, ma bisogna pensare solamente, tra l'altro nel basket di più del calcio, azione dopo azione, bisogna sempre pensare, anche quando si sbaglia un tiro, bisogna sempre pensare a tornare in difesa e difendere, e questo è quello che cerco di fare prima della partita. Come essere sia un giocatore di una squadra di club e anche poi andare in nazionale e rappresentare il tuo paese? Beh, sicuramente quando si va in nazionale, non lo nego, c'è un'emozione molto più forte perché si gioca rappresentando una nazione, quindi un popolo più grande di persone, inevitabilmente più grande. E nel club invece è diverso perché diventa un po' la tua seconda famiglia, diventa la tua quotidianità, il posto in cui dopo casa, palazzetto, il posto in cui passi più tempo, però senza dubbio la nazionale ha un'emozione molto più forte. Riesci a conciliare la tua esperienza di giocatore in Serie A2 con lo studio, con altri interessi? Sì, diciamo che cerco sempre di restare aggiornato con tutte le notizie del mondo attuale, cerco sempre di leggere, cerco sempre di aggiornarmi il più possibile, perché no, di ritornare su dei temi che mi piace molto studiare, anche ad esempio, non lo so, temi storici, a me piace molto la storia, e quindi non lo so, le guerre mondiali, ogni tanto mi piace vedere anche dei documentari. Dal punto di vista dello studio quest'anno sono rimasto a secco, tra virgolette, perché ho deciso diciamo, di non impegnarmi dal punto di vista di un'università per vari motivi, perché non ho trovato un'università che diciamo fisica, un'università stabile, perché nel basket funziona così: un giorno sei a Udine, il giorno dopo potresti essere a Barcellona, quindi non lo puoi mai sapere, e inoltre non ho trovato nulla che mi appassionasse, quindi per paura di lasciare cose a metà ho deciso di prendermi un anno per riflettere su che cosa sarebbe meglio fare. Nonostante la giovane età dimostri già di avere le idee chiare e di avere anche una maturità. Qual è il tuo pregio e qual è il tuo difetto? Ma io credo il mio pregio è che sono molto perspicace, riesco a cogliere i piccoli dettagli, sia per quello che riguarda la mia parte personale che per quello che riguarda i miei compagni, quindi se noto un problema con il mio compagno, se noto qualcosa che lui fa bene, cerco sempre di farglielo capire e cerco sempre magari di non fargli ripetere un errore, la stessa cosa chiaramente faccio con me. E un mio difetto, a parte il tiro da 3 punti che ancora devo migliorare, a livello tecnico, parlo di livello umano, non lo so, potrebbe essere che sono testardo. A volte mi fisso su un qualcosa e finché non riesco a portarlo a termine diciamo, non mi stacco più, che potrebbe essere anche un pregio da un altro punto di vista. Hai un sogno per la tua carriera e un sogno per la vita privata? Certo, della mia carriera io credo che, come nella vita privata d'altronde, bisogna sempre puntare al massimo, perché quindi per quello che mi riguarda l'NBA, vincere titoli in NBA e queste cose qui, che chiaramente sono molto distanti, però io credo che se si punta a un qualcosa che magari sembra anche irraggiungibile, hai una possibilità su 1.000.000 di raggiungerla. Se invece non pensi neanche di poterla raggiungere, non la raggiungerai mai. Quindi io credo tanto vale puntare al massimo, e mal che vada finirai da qualche parte nel mezzo, che comunque sarà un buon livello. E nella vita privata semplicemente il desiderio di diventare la versione migliore di me stesso, e magari pensando al futuro, creando anche una famiglia e cercare di lasciare quello che ho di mio a qualcun altro.
Spesso al palazzetto vediamo tanti bambini che si sono avvicinati alla pallacanestro, adesso ci sono le iniziative anche della società. Che messaggio vuoi dare ai piccoli che si avvicinano a questo sport e che vi vedono anche come un esempio? Ai ragazzini voglio dire, credete sempre nei vostri sogni, perché giusto 3 anni fa, io sono triestino, ero in curva di Trieste. 2 anni fa ho esordito con la prima squadra, quindi chiaramente ho ancora molta strada da fare, però i sogni possono diventare realtà, sia nel mio caso, cioè dal punto di vista sportivo, che dal punto di vista di studio, dal punto di vista lavorativo. Ti ringraziamo molto per la sincerità e ti auguriamo il meglio per tutta la Grazie vita. mille, grazie mille.